non so oggi se... Qua nella vostra zona i conigli è una produzione importante oppure è così familiare? No, era familiare una volta, sì, come abbiamo già detto, il coniglio durante questo mese qui della vendemmia, una conduzione familiare, chi aveva finito di vendemmiare o anche durante la vendemmia si faceva pulente cunei, sempre a conduzione familiare. Poi noi abbiamo ripreso un po' sta tradizione e abbiamo creato sta festa sacra del pulente cunei. Varagnelo, quanti anni sono che fate questo? Sono 12 anni. 12 anni, 12. Quindi noi siamo alla 12ª. La 12ª edizione. 12ª edizione, Scacciapensieri. Grazie signor Presidente, lo lascio stare perché so che avete tanto da fare. Guardate che belle ragazze, il suo nome? Paola. Sonia. Silvia. Silvia, sei bella, Tasmina, se non è Tasmina araba, se sembri sembra anche una pirata, no, la figlia del pirata. Complimenti ragazze a tutte, vado a chiedere anche i nomi qua abbiamo addirittura la polenta, gorgonzola, come ti chiami? Anna. Anna con la gorgonzola, un'altra bella ragazza che vado a incontrare se si volta magari verso la telecamera. Come ti chiami? Rosanna. Rosanna. Stanno lavorando tutta la Clemente, Amalia. Amalia. Signori, una carrellata per tutti i commensali che ci sono e poi sicuramente a questo pranzo sicuramente troveremo anche Mario Piovano. A dopo. Il frutto divino del nostro lavoro, la vecchia cucina, la mamma un po' stanca, il nonno sorride, ci invita a mangiare, la tavola è grande, noi siamo felici, i nonni, i bambini con mamma e papà, un po' di polenta, un litro di vino, profumo di pane, profumo d'amore. Quel mondo ormai non c'è più, eppure mi piace sognare, vedo i miei vecchi uniti intorno al fuoco là, profumo di pane appena sfornato, il frutto divino del nostro lavoro, la vecchia cucina, la mamma un po' stanca, il nonno sorride, ci invita a mangiare, la tavola grande è sempre una festa, siamo tutti riuniti vicino così, ci siamo ritrovati, la vecchia famiglia, profumo di pane, profumo d'amore, profumo di pane, profumo d'amore. In piazza del municipio dove tutti i commensali stanno così assaggiando questa polenta e questi conigli Cusea Pecuni, abbiamo Alexander, karaoke, disco piano bar, insomma una voce strepitosa, ma molti amici lo conosceranno già perché passaggi televisivi ne ha fatti moltissimi. Tempo addietro.
tempo molti addietro. anni fa. Comunque È qualcosa così adesso. mangiando, insomma, gli avus, il modo di coinvolgere la gente anche con le canzoni molto particolari che spaziano. Smonsusi in piemontese dice smonsusi è proprio buon affettuto. Smonsusi in piemontese dice smonsusi è proprio buon affettuto, quando che c'ha una tastiera e un microfono Sì, davanti. c'ho le basi e le cose perché è logico ci suono un po' sopra, ma più che altro quello che dico è che canto tutto io. Sì, Io insomma, sono dal vivo. orgoglioso di quello dal vivo che canto sempre. Ho ascoltato una canzone strepitosa che mi è rimasta un po' nel cuore senza conoscere bene il titolo e non mi ricordo neanche più. Comunque è una canzone che quando si sente ricorda i tempi passati e insomma anche Sì. dei ricordi molto particolari. Il titolo È qual una è già? canzone, I giorni dell'arcobaleno, che è cantata da Nicola Di Bari una volta. Che era Nicola Di Bari, prodotto dal mio stesso produttore, io sono venuto dopo, che è il maestro Gianfranco Reverberi. Signori, È un grande dei tempi e ancora adesso ci sentiamo e via, anche da vecchietti devo dire. beati vecchietti, meno male che ci sono questi vecchietti. vero, Ascoltiamo questo brano strepitoso da Alexander. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava sereno. E toccò negli occhi la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori, distesa sull'erba come una che sogni, giacesti bambini, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora sul raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai avuto un amante. Un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno tornava in sereno. È da pelle